Ok, buongiorno a tutti. Che il Signore ci benedica questa mattina nella sua presenza, perché tu sai che il Signore è in mezzo a noi, no? Che sta già girando in mezzo alle file, cercando un cuore sensibile alla sua parola. Ok? Se tu hai portato la parola di Dio, ti invito ad aprire nel Vangelo di Marco, Vangelo di Marco, al capitolo 11. Leggeremo alcuni versetti da lì. Marco capitolo 11, leggeremo il versetto 12 fino al 14, poi dal 20, e dice così la parola di Dio. Il giorno seguente, quando furono usciti da Betania, egli, sta parlando di Gesù qua, ebbe fame e veduto di lontano un fico che aveva delle foglie, andò a vedere se si trovasse qualche cosa, ma giunto al fico non vi trovò nient'altro che foglie, perché non era la stagione dei fichi. E rivolgendosi al fico gli disse: nessuno mangi mai più frutto da te. E i suoi discepoli l'udirono. Poi ti invito ad andare al versetto 20 e dice così: la mattina passarono, questa è la mattina dopo, passando, videro il fico seccato fin dalle radici. Pietro, ricordatosi, gli disse: Rabbi, vedi il fico che tu maledicesti è seccato? Gesù rispose e disse loro: abbiate fede in Dio. In verità io vi dico che chi dirà a questo monte togliti di là e gettati in mare, se non dubita in cuor suo, ma crede che quel che dice avverrà, gli sarà fatto. Questo è un testo molto forte che ci parla ovviamente di fede, no? La prima cosa che mi colpisce qua, voi avrete sicuramente capito che stamattina parleremo di fede, no? Che è un argomento base per i cristiani, ok? Gesù aveva fame. È interessante che lui non aveva fame solo una fame biologica, aveva una fame spirituale. Quel fico rappresenta il popolo di Israele, dove lui chiedeva e aveva fame che questo popolo potesse credere in lui. In realtà Gesù è stato rigettato, noi lo sappiamo benissimo, no? E a un certo punto nel mondo spirituale succede qualcosa. Lui dice: questo fico non darà mai più frutto. E Pietro si avvicina a lui e gli dice: maestro, ma hai visto il fico? Il fico si è seccato, quello che tu hai maledetto si è seccato. Ed è interessante che in altri testi degli altri Vangeli Pietro proprio chiede come mai quel fico si è seccato. Gesù non gli risponde neanche e gli dice: se tu hai fede grande come un granello di senape, tu puoi dire a quel monte di spostarsi e quel monte si butterà nel mare. Perché Gesù ha risposto così? Se tu leggi tutti i Vangeli, è interessante che Gesù non risponde mai in base alle domande, ma risponde sempre in base alle necessità delle persone che sono vicino a lui. E lui stava dicendo: io ho bisogno, ho fame della tua fede. Cari miei, senza la fede noi siamo dei fichi seccati, non possiamo piacere a Dio. Ti ricordi cosa dice a Ebrei capitolo 11? Dice: senza fede è impossibile piacere al Signore. La nostra vita sarà una vita sterile. Non a caso Gesù ripete tante volte nei Vangeli: credete in me, credete in me, credete in me, perché la fede fa la differenza nella vita di un cristiano. Pastore, cosa vuol dire credere in Dio? Sicuramente non vuol dire sapere che Lui esiste, perché anche il diavolo crede ma trema. E questa mattina noi considereremo proprio questa questione, ossia cosa vuol dire credere in Gesù, e vedremo che ci sono tante sfaccettature che è importantissimo che noi viviamo perché la nostra fede possa essere una fede attiva, una fede pratica. Ok? Ti invito ad alzarti in piedi per fede, ok? Sai perché tu ti alzi in piedi? Perché il Signore ti ha dato due gambe, tu credi in questo? Sai perché tu puoi pensare? Perché il Signore ti ha dato un cervello e perché tu sei una sua creatura e Dio ha fatto le cose, ogni cosa bene, no? Sai perché tu ti sei alzato a fare colazione stamattina? Perché il Signore ti ha dato una casa, non te la sei guadagnata tu, ok?
Tu hai fatto semplicemente il tuo dovere, ma tutte le possibilità di comprare quella casa, di comprare la tua colazione, di fare tutto quello che stai facendo nella vita è perché il Signore ti dà la possibilità di farlo. Dio potrebbe spegnere il pulsante, no? Ma non lo fa, perché Lui è un Dio misericordioso e amorevole per ciascuno di noi. E noi dobbiamo avere fede in questo, ok? Preghiamo che il Signore ci guidi stamattina, amen? Sei pronto per adorare il Signore? Sì? Va bene, allora prepara il tuo cuore che il Signore ha da fare tante cose con me e con te. Ok? Chiudi i tuoi occhi, comincia a parlare col Signore. Nostro Dio, nostro Padre, ti ringraziamo e ti benediciamo, perché Signore solo Tu sei l'autore e il compitore della nostra fede. Questa mattina, Signore, ti chiediamo nel nome di Cristo Gesù, che quello che noi diremo, quello che noi canteremo, quello che noi faremo, quello che decideremo nel nostro cuore sulla base di quello che Tu ci dirai, sia qualcosa che porti frutto nella nostra vita. Signore, domani ti chiediamo che sia una giornata diversa sulla base, Signore, delle nostre decisioni. Signore, la fede è a nostra disposizione, questo è chiaro nelle scritture, ma Tu, Signore, vuoi che noi agiamo, pensiamo, sentiamo e decidiamo per fede. Ed è per questo, Signore, che io ti chiedo nel nome di Cristo Gesù che la Tua Chiesa riunita qua stamattina possa credere in Te senza nessuna barriera, senza nessuna riserva, senza nessun dubbio. Te lo chiedo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Hai portato il tuo cuore? Sì? Allora adoriamo il nostro Signore con i canti. Amen. Questa mattina noi abbiamo parlato tra di noi, come vedete ci sono gli uomini qui davanti oggi, no? Non sono le donne. E siamo in pochi, però quello che dice la parola di Dio è che dobbiamo aver fede di continuare, di proseguire, no? Perché questo è la nostra offerta, viva il nostro Dio. Io spero in nome di Gesù che lo Spirito Santo di Dio ci dia la direzione giusta, le cose che dobbiamo prendere in mano la facciamo per l'amore di colui che ci vede dentro noi. Amen. E adesso lodiamo questo Dio perché è l'espressione del nostro amore, perché quando adoriamo Dio veramente, la parola di Dio dice che perciò cantiamo e balliamo. Amen. Lodiamo il nostro Dio.
niente può fermarmi perché sto seguendo te. Signore, voglio te. Signor, ti voglio sentire te. Io voglio più di te. Voglio toccarti, vedere il viso tuo. Signore, voglio te. L'ultima volta. Signor, ti voglio sentire te. Io voglio più di te. Voglio toccarti, vedere il viso tuo. Signore, voglio te. Amen. Chi vince il buio ed il peccato, il cui amore è così grande, il Re di gloria, Gesù è il Re dei Re. Chi scuote tutto, il mondo intero, chi ci stupisce in ogni istante, il Re di gloria, Gesù è il Re dei Re. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore. Hai preso il posto mio, portando i pesi miei. Hai dato la tua vita perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Oh, 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 oh. Chi spazza via la confusione, chi ci ha reso suoi figli e figlie, il Re di gloria, Gesù è il Re dei Re. Chi guida il mondo con la giustizia e cui splendore è come il sole, il Re di gloria, Gesù è il Re dei Re. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore. Hai preso il posto mio, portando i pesi miei. Hai dato la tua vita perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto per ciò che hai fatto in me. Degno è l'agnel di Dio, degno è colui che ha vinto la morte. Degno è l'agnel di Dio, degno è colui che ha vinto la morte. Degno è l'agnel di Dio, degno è colui che ha vinto la morte. Degno è l'agnel di Dio, degno sei. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore. Hai preso il posto mio, portando i pesi miei. Hai dato la tua vita perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto
di ciò che hai fatto in me. Oh, 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 oh. Alleluia. Glória a Deus. Ancora nella parola di Dio, leggiamo in Romani 1:17. È in essi che si rivela la giustizia di Dio di fede in fede, come sta scritto, il giusto vivrà mediante la fede. A volte nella giornata ci capita delle cose che non aspettiamo, no? E in quel momento la prima cosa che scatta è: cosa potrò fare io? È così che pensiamo, io almeno lo faccio così, non so voi. Cosa farò io? Ma a volte dobbiamo fare un bel respiro e dire: Dio, fammi capire cosa veramente posso fare, perché io non sono degno di prendere delle decisioni senza che il tuo spirito mi guidi. Io vorrei essere così ogni giorno. Non è facile, non sono un santo, sbaglio come qualsiasi persona, ma vorrei ogni volta che ci sono delle circostanze, soprattutto nel mio camminare, durante tutta la giornata, ricordare che sopra di me ho un Dio e tramite la fede potrò arrivare, anche se soffro, anche se magari non riesco a risolvere quella cosa, ma avendo la certezza che Lui è con me, tramite la fede che ce l'ho in Lui. Amen. Se camminerò nella notte, tu cammini con me, il tuo amore mi salverà. Se mi perderò, so che tu il mio aiuto sarai, la tua mano mi coprirà. Io non ho paura, perché so che sei con me, e perché tu sei con me. Chi temerò, chi temerò. Lascerai mai, anche se la notte è buia, tu non mi lascerai mai, quando il vento soffia forte, tu non mi lascerai mai, non mi lascerai mai. Posso già vedere una luce che risplende per me, e più del sole mi scalderà. Il buio finirà e per sempre con te resterò. Non ho timore, avanti andrò. Io non ho paura, perché so che sei con me, e perché tu sei con me. Chi temerò, chi temerò. Tu non mi lascerai mai,
lascerai mai, tu non mi lascerai mai, anche se la notte è buia, tu non mi lascerai mai, quando il vento soffia forte, tu non mi lascerai mai, non mi lascerai mai. Posso già vedere una luce che risplende per me, il buio finirà e per sempre con te resterò, per adorarti, per adorarti. Posso già vedere una luce che risplende per me, il buio finirà e per sempre con te resterò, per adorarti, per adorarti. Tu non mi lascerai mai, anche se la notte è buia, tu non mi lascerai mai, quando il vento soffia forte, tu non mi lascerai mai, non mi lascerai mai, tu non mi lascerai mai, anche se la notte è buia, tu non mi lascerai mai, quando il vento soffia forte, tu non mi lascerai mai, non mi lascerai mai, non mi lascerai mai, anche se la notte è buia, tu non mi lascerai mai, quando il vento soffia forte, tu non mi lascerai mai, non mi lascerai mai. Sono un attimo. Questa è una cosa che io raramente faccio, però quando lo Spirito mi guida io non posso rispondere no, ok? Tu credi veramente a quello che tu hai cantato in questo momento? Io non so perché Dio mi sta spingendo a fare questo, ma sono sicuro che nella tua vita come nella mia ci sono delle situazioni che tu forse stai pregando, stai invocando il nome del Signore da tanto tempo e tu vedi solo buio, ok? Ma ti posso dire con tutta certezza che il Signore non ti ha lasciato. Salmo 23, ti ricordi cosa dice? Il re Davide, che era un pastore, ma allo stesso tempo lui riconosceva che era una pecora del Signore, diceva: anche se dovessi passare per la valle dell'ombra della morte, io non temerò nessun male perché tu sei con me. A volte sembra che Dio dorma, giusto? Sembra che Dio si sia dimenticato di noi. Noi abbiamo due tipi di fede, ok? Abbiamo una fede psicologica, che è quella che sa citare anche versetti a memoria, che conosce testi, brani della Bibbia interi, ma c'è una fede funzionale, che è quella che Dio vuole, che fa funzionare la nostra vita spirituale, ossia che crede fermamente che quello che Dio dice è vero. E io vorrei pregare per te stamattina, ok? Insieme a te, perché anch'io come te ho delle valli dell'ombra della morte da attraversare. Tu non conosci la mia vita, io non conosco tantissimo la tua, qualcosa delle mie pecore so, ma non tutto. E io non posso dire quante battaglie tu giornalmente stai passando. Sicuramente sono tante e alcune sono anche difficili, ma io voglio pregare in questo momento. Non ti posso assicurare che la valle dell'ombra della morte per te finirà domani, questo non te lo posso assicurare, ma una cosa so, che il Signore è con te. E io vorrei pregare in questo momento
che il Signore possa darti la consapevolezza che Lui non ti ha mollato, che Lui crede in te molto di più di quello che tu credi in te stesso. Preghiamo? Chiudi i tuoi occhi e pensa alla tua situazione, pensa alla tua sofferenza, pensa al tuo tunnel buio, pensa alla tua difficoltà, alla tua incredulità e credi, come ha detto Gesù nel testo di apertura, se tu hai un fede grande come un granello di senape, tu puoi dire a quella montagna spostati e quella montagna si sposterà. Ma quella fede noi dobbiamo averla. Signore Dio, io ti prego, Signore, nel nome di Cristo Gesù, che in questo momento passi per la mente dei miei fratelli, delle mie sorelle, quella situazione per cui loro stanno pregando, invocando, Signore, da tanto tempo e non c'è ancora risposta. Ma la risposta sei tu, Signore. La risposta siamo anche noi, che facciamo parte del tuo piano. Signore, io ti chiedo nel nome di Cristo Gesù che questa fede diventi una fede funzionale, attiva, vera, Signore, che noi non possiamo far fermare la tua parola nella nostra mente superficiale, Signore, ma che per 40 centimetri scenda giù nel cuore e diventi una fede attiva, vera, e che dica, Signore, tu sei con me qualsiasi cosa succeda. Nel nome di Cristo Gesù, Signore, io ti chiedo che tu possa cacciare dal nome di Cristo Gesù l'incredulità, la superficialità, la freddezza, Signore, e che tu possa darci un cuore caldo, un cuore di carne, Signore, che dice tu sei con me qualsiasi cosa succeda. E che quella situazione, Signore, che ciascuno di noi sta vivendo possa farci maturare e farci diventare come Cristo, umili e mansueti di cuore. Te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Possiamo cantare l'ultima strofa ancora di questa canzone con uno spirito un po' diverso, ok? E fallo come una dichiarazione di fede al Signore, ok? Posso già vedere una luce che risplende per me, il buio finirà e per sempre con te resterò per adorarti, per adorarti. Posso già vedere una luce che risplende per me, il buio finirà e per sempre con te resterò per adorarti, per adorarti. Tu non mi lascerai mai, anche se la notte è buia, tu non mi lascerai mai, quando il vento soffia forte, tu non mi lascerai mai, non mi lascerai mai, tu non mi lascerai mai, anche se la notte è buia, tu non mi lascerai mai, quando il vento soffia forte, tu non mi lascerai mai, non mi lascerai mai. Tu non mi lascerai mai, anche se la notte è buia, tu non mi lascerai mai, quando il vento soffia forte, tu non mi lascerai mai, non mi lascerai mai.
Dio, gloria a Dio. Tu mi hai chiamato sulle acque verso l'ignoto, so che affonderei e lì ti trovo nel mistero, nelle profondità, ho fede in te e il tuo nome invocherò. Oltre le onde guarderò, nella tempesta l'anima si stringe a te, perché sono tuo e tu sei mio. La tua grazia mi circonda, la mano tua mi guiderà. Nella paura e nell'ignoto tu sei con me, non mi lasci mai, e il tuo nome invocherò. Oltre le onde guarderò, nella tempesta l'anima si stringe a te, perché sono tuo e tu sei mio. Aiutami a camminare sulle acque, la mia fede sarà forte, andrò dove mi chiami, con me sarai dove io posso annegare, la mia fede crescerà nella tua presenza. Guidami a camminare sulle acque, la mia fede sarà forte, andrò dove mi chiami, con me sarai dove io posso annegare, la mia fede crescerà nella tua presenza. Guidami a camminare sulle acque, la mia fede sarà forte, andrò dove mi chiami, con me sarai dove io posso annegare, la mia fede crescerà nella tua presenza. Guidami a camminare sulle acque, la mia fede sarà forte, andrò dove mi chiami, con me sarai dove io posso annegare, la mia fede crescerà nella tua presenza.
Grazie Padre per questo momento che abbiamo potuto lodarti, onorarti, cantare per te Padre. Grazie per questa comunione Padre. Adesso veniamo davanti a te a chiedere che il tuo Spirito Santo parli tramite la sua parola, la tua parola Padre. Che il nostro cuore ma soprattutto la nostra mente venga rinnovata ogni giorno attraverso di questo alimento abbondante, Padre. Benedici la vita del pastore Alessandro, Padre, della sua famiglia. Grazie per questa chiesa, Padre. Grazie per il gruppo di lode, per gli uomini, Padre. Grazie, veramente noi abbiamo soltanto da ringraziarti, Padre. È in nome di Gesù che preghiamo. Amen. Sì. Fratelli, voi sapete, no, che stiamo meditando nei nostri culti sui comandamenti che Gesù ha dato durante il suo ministero terreno, che non sono dei consigli, no? Sono dei comandamenti, ossia Cristo esigeva questo da qualsiasi suo discepolo. E il comandamento che noi mediteremo oggi è: credete in me. Okay? Senza condizioni, credete in me. Io sono sicuro che se chiedessi a voi, a ciascuno di voi, no? Ma tu credi in Gesù? Ovviamente la risposta sarebbe: certo, pastore, che credo in Gesù, no? Ed è la stessa cosa che ho risposto io mentre preparavo questo sermone la settimana scorsa. Ma mentre sviluppavo il sermone, ok, è interessante che quando tu prendi sul serio la parola di Dio, dici qualcosa mi manca, ok? Qualcosa devo cambiare. E veramente la fede, credere in Dio ha dei coinvolgimenti, delle sfaccettature che oggi vorrei condividere con voi, che io spero ti metta qualche dubbio, come è venuto qualche dubbio a me, perché credere in Cristo coinvolge delle cose veramente molto profonde. Tecnicamente noi sappiamo quel testo, no? Di Ebrei capitolo 11 versetto 6 che dice che la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Lo traduciamo in lingua moderna, è obbedire a una pazzia senza avere nessuna risorsa. Okay? Obbedire a una pazzia senza avere nessuna risorsa, ossia Cristo per fede ci chiede di fare delle cose quando noi non abbiamo niente e quando la cosa ancora non esiste, come camminare sulle acque, ok? Tu hai mai pensato di camminare sulle acque? No, ma neanche Pietro, però ci ha provato e fino a un certo punto ci è arrivato, ma noi vedremo anche questo aspetto, va bene? Ma prima di condividere la parola di Dio vorrei pregare insieme a te, ok? Che il Signore possa aprire i nostri cuori. Nostro Dio, nostro Padre, adesso è il tuo momento, abbiamo cantato, adesso ti chiedo, Signore, nel nome di Cristo Gesù, di poter parlare a ciascuno di noi. Che la tua parola, Signore, cada in buon terreno e porti frutto, Signore, per il 30, per il 60 e per il 100 ciascuno. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. La prima cosa che io ho trovato nella parola di Dio molto interessante è questo, che sembra una cosa scontata, no? Ma ha dei coinvolgimenti pratici, ossia dobbiamo credere significa in Cristo, credere alla sua posizione sovrana nell'universo, ossia credere che Lui è al di sopra di tutto,
ok? Gesù ha detto in Giovanni capitolo 14, versetto 1, il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio e credete anche in me. Al versetto 11 dice, credetemi, io sono nel Padre e il Padre in me, se no credete a motivo di quelle stesse opere. Ossia, Gesù stava dichiarando, guarda che io sono nel Padre e il Padre in me, credete in me perché questa verità deve far parte integrante, attiva, pratica della vostra vita. Cosa significa questo? Allora, nella teologia ebraica esistevano 3 cieli, ok? Esiste il primo cielo che è il cielo visibile, che noi vediamo che è quello delle stelle, quello dei pianeti, quello della luna, eccetera. Poi c'era un secondo cielo che è il cielo dove, secondo la teologia ebraica, abitano o abitavano, ok? Secondo questa visione cosmologica degli ebrei, abitano i demoni e gli angeli che combattono per il destino del mondo. E infine c'è un terzo cielo dove Gesù insieme al Padre esiste ed è là seduto in un tempio meraviglioso, seduto su un trono bianco dove lui guida ogni singola evento di questo universo. Allora, che cosa ha a che fare questo con noi? Ovviamente quando noi pensiamo a Dio che è un Dio irraggiungibile, perché il Salmo nell'Antico Testamento dice chi salirà al monte dell'Altissimo, chi salirà? L'uomo puro di cuore e con le mani pulite, ok? Questo è l'uomo che salirà al Tempio del Signore. Quindi se noi possiamo cominciare a ragionare su questo testo biblico interessante che Gesù stava dicendo, io sono là seduto nei luoghi celesti insieme al mio Padre, sono nella posizione più alta dell'universo, guido ogni situazione di questo universo e a un certo punto io credo che ciascuno di noi si possa chiedere anche, ossia Signore, tu sei là seduto al di sopra di ogni situazione che noi viviamo qua sulla terra, a cosa mi serve questo quando la benzina è a 2,2 euro? Cosa mi serve se siamo in uno stato di guerra? Cosa mi serve se siamo prigionieri da 2 anni e io non ce la faccio più e continuo a mettermi la museruola, perché io non la chiamo ormai neanche più mascherina, la chiamo museruola. Ossia, che cosa ha a che fare con me tutto questo? Che coinvolgimento pratico ha nella mia vita? È interessante che questa è la prima realtà, che cioè Dio è seduto al di sopra di ogni situazione, ma c'è anche un'altra cosa importante che noi dobbiamo sapere. Efesini capitolo 2 versetto 6 dice e ci ha risuscitati con Lui e ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. La seconda buona notizia che Cristo è seduto al di sopra di ogni situazione dell'universo è che tu sei seduto insieme a Lui in ogni istante in questo momento nell'eternità. Allora, caro mio, che coinvolgimento pratico ha questo? Ti sei mai seduto? Io faccio parte di una famiglia, quando mi sono dichiarato a mia moglie, mi ricordo, un bel po' di anni fa, ok? La famiglia di mia moglie era una famiglia napoletana, quindi i napoletani sono veramente caldi, no? Nell'accoglierti, nell'abbracciarti. Mi ricordo la prima volta che ho fatto un pranzo con la famiglia, mi dovevo dichiarare e davanti a me c'erano tutte le generazioni, nonno, nonna, zio, zia, parenti tutti, insomma ci siamo seduti a tavola alle 9 e siamo usciti a mezzanotte quasi, no? Abbiamo fatto di tutto e di più e sembrava dopo pochi minuti che io facevo parte della famiglia. Quando Cristo ci dice che noi siamo seduti nei luoghi celesti in Cristo, è proprio questo che Lui intende, noi siamo in un dialogo aperto con Cristo, come un'amicizia con Cristo e questo dovrebbe profondamente cambiare il nostro stile di preghiera, cari miei. Quando noi preghiamo Cristo dice che Lui è seduto nei luoghi celesti e noi siamo seduti insieme a Lui, noi possiamo parlare apertamente, liberamente e con tutto il nostro trasporto perché stiamo parlando ad un amico. E se tu ancora intendi una formalità nel parlare con Dio, ancora non hai capito cosa significa credere che Lui è seduto nei luoghi celesti con Cristo insieme a te. Allora questo principio, questo concetto l'avevano capito i grandi uomini di Dio. Ti ricordi Abramo quando ha cominciato a pregare per Sodoma e Gomorra? Signore, se ci sono 50 giusti non distruggerla, se ce ne sono 30 non distruggerla, se ce ne sono 5 non distruggerla. Ossia sembrava più che una preghiera come noi facciamo di solito. Padre, io ti chiedo nel nome. No, era un mercato arabo.
La preghiera ha un mercato e se io e te crediamo che Cristo è seduto nei luoghi celesti e noi insieme a Lui, noi dobbiamo fare mercato con Lui. Sai per cosa ho cominciato a pregare io? Allora te lo dico, è una confessione personale. Ho detto, Signore, comincia per favore, togli la tua mano che sta pesando sul nostro paese. Tu sai che questa non è una pandemia, non è una situazione che vuole Satana, è una cosa che sta facendo il Signore per allevare, per sollevare, per risvegliare le anime di questo popolo che si è addormentato nella fede. Noi siamo i padri. Roma è stato il punto, è stata la città dove i cristiani sono stati massacrati, bruciati vivi, buttati nell'arena. Oggi noi stiamo andando all'inferno con giacca e cravatta. Il Signore dice, io non voglio che questo popolo si addormenti nel sonno della morte spirituale. Questa situazione è una situazione che Dio vuole, ma Lui sta facendo questo perché tante anime vengano al Signore. Qual è la nostra preghiera oggi? Signore, distogli la tua mano, togli la tua mano da questo popolo, perché questo popolo ha bisogno di libertà, questo popolo ha bisogno di ritornare ad adorare te. È questo che sto pregando io, cari miei, ma questo è un rapporto che ciascuno di noi deve avere nel mondo della preghiera, quando noi abbiamo capito che Cristo è al di sopra di tutto e noi siamo seduti là a tavola con Lui, parlando con Lui. Il nostro stile di preghiera deve cambiare. Ti ricordi come ha pregato Mosè quando il popolo ha peccato, ha costruito i 2 vitelli d'oro? Lui ha pregato così, Signore, calma la tua ira, distogli il tuo sguardo da questo popolo, ricordati di quello che tu hai promesso. Fratelli, sinceramente, stiamo pregando così? In questo modo? È questo che Dio vuole. Credere in Lui significa proprio questo, ossia credere che Lui è un amico che ascolta le preghiere nostre appassionate che facciamo. Ma Lui, pensi che Lui si offenda per queste preghiere? Il re Davide diceva, Signore, perché mi hai abbandonato? Perché non mi rispondi più? Dove ti sei nascosto? Questi sono i tipi di preghiera che toccano il cuore di Dio, ma se noi non crediamo questo, noi non possiamo fare queste preghiere, noi non vedremo l'azione profonda e potente del Signore. Questa è la prima cosa che voglio condividere con te. Credi in Dio è proprio questo, ossia credere che Lui è un nome che è al di sopra di ogni altro nome e che tu hai accesso come un amico alla sua mensa. Seconda cosa che dobbiamo credere, quando Gesù dice credete in me, significa che dobbiamo credere alla sua opera perfetta in noi, ok? Lui ha fatto un'opera perfetta in noi. Pastore, tu non mi conosci. E la mia risposta è, tu non conosci me. Tu non sai quanto imperfetto sono io, basta che tu chiedi a mia moglie, ok? Ma la cosa interessante che la parola di Dio ci dice in Ebrei, capitolo 10, forse c'è un riferimento sbagliato, scusate, ma in Ebrei capitolo 10, e dice così, infatti con un'unica offerta egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati, ossia tu che sei seduto lì, tu sei stato reso perfetto per sempre da Cristo. Allora chi è papà e mamma qua? Alzi la mano, ok. Ti ricordi quando tuo figlio era appena nato? Ci sono 2 parole d'ordine nella casa quando un figlio nasce. Pannolini e latte. Latte, pannolini. E poi pannolini e latte pannolini. Giusto? Ed è interessante che un bambino appena nato crea esclusivamente problemi. È vero o no? Prima lo porti dal pediatra e poi devi cambiarlo di notte e poi devi dargli da mangiare di notte, non ti fa dormire, non ti fa mangiare, ti fa sballare tutti gli orari. È questo che fa un bambino appena nato, è vero o no? Pannolini e latte e pannolini. Ma tu lo guardi e dici, è perfetto. È vero o no? Dici, che opera d'arte! Sì, ma cosa ti sta dando? Pianto, pannolini e latte. Ma per te è perfetto, perché tu lo stai guardando con gli occhi di un genitore. E Dio guarda te, e Dio guarda me, e ti dice, sei perfetto. E non solo questo, sei perfetto
per sempre. Sai qual è il grande problema di noi cristiani? Sai perché non riusciamo più a camminare per fede come facevano i cristiani una volta? Perché noi non crediamo nell'opera perfetta di Cristo, perché siamo diventati egocentrici, perché siamo talmente concentrati su noi stessi che guardiamo e entriamo nella mentalità del mondo che pensa, e anche noi purtroppo tante volte come Chiesa pensiamo che perfezione significa non sbagliare niente. E non è questo che intende il Signore. Il Signore intende: io ho fatto un'opera spirituale in te perfetta e qualcuno ce l'ha fatta. Ti ricordi cosa dice il Salmo 139, il re Davide? E se c'era uno che non era perfetto era proprio Davide, con tutto quello che ha combinato. Lui ha detto: io ti celebrerò perché sono stato fatto in un modo stupendo. Meravigliose sono le tue opere e l'anima mia lo sa molto bene. Posso dirti una cosa: se tu ancora non hai realizzato che sei perfetto per sempre, tu stai credendo una bugia diabolica che ti sta bloccando nel mondo spirituale. È questo che intende Cristo questa mattina. Guardati allo specchio, guarda tua moglie, guarda tuo marito, guarda tuo figlio, guarda chiunque lì al tuo fianco e digli: tu sei perfetto, tu sei perfetta. Girati un attimo e diglielo. Prova a dirglielo. Guarda quante risate, I più spirituali diranno: ah, pastore, non è perfetto, i più spirituali, ok? Ma è perfetto per me. Ma non è così, perché questo uomo e questa donna che tu hai a fianco, questo figlio che tu hai generato, è perfetto e perfetta agli occhi di Dio. Amen? Se tu prendi questa verità nelle tue mani, tu puoi spaccare il mondo. Come 12 persone semplici, che non erano teologi, che non erano preparati, ma avevano un cuore aperto alla verità di Dio e credevano in Cristo con tutto se stessi, hanno cambiato il mondo, perché hanno creduto a queste verità. Signore, possono dirmi che io sono un illeterato, possono dirmi che io sono un pescatore, possono dirmi che io sono un ex datore delle tasse, possono dirmi tutto quello che vogliono, ma io mi guardo allo specchio e credo in quello che mi dici tu, che io sono stato fatto in modo perfetto. Meravigliose sono le tue opere, l'anima mia lo sa molto bene. Se questo ci motiva, gente, questa Chiesa spaccherà il mondo, perché siamo molto più di 12, ma dobbiamo crederlo. Non basarti su quello che tu percepisci di te stesso, ma basati su quello che Cristo ha fatto in te e che vuole fare attraverso di te. Credere in Cristo, terzo punto, è fare ciò che Dio ordina di fare anche quando non ci sono risorse. Questa è bella. Tu sai che la tua fede si costruisce su quello che tu non hai e non quello che tu hai. Ok? E quando noi riceviamo dei no da parte di Dio e i no da parte di Dio ci fanno aspettare un sacco di tempo, è lì che si fonda la nostra fede, è lì che noi dobbiamo credere ancora di più in Cristo, perché se noi ci basiamo su quello che abbiamo, finito. Noi dobbiamo agire quando non abbiamo risorse. Guarda cosa dice questo testo biblico. Facendosi sera, ti ricordi la storia della moltiplicazione dei pani e dei pesci? Ok, dice così: facendosi sera, i suoi discepoli si avvicinarono e a lui gli dissero: il luogo è deserto e l'ora è già passata. Lascia dunque andare la folla nei villaggi a comprarsi da mangiare. Signore, ma non sei tanto misericordioso, li vuoi tenere qua a ascoltare la tua parola? Per favore, questa gente ha fame, mandali nei villaggi a comprarsi da mangiare. Che spiritualità questi discepoli, vero? Ok. Ma il testo va avanti. Ma Gesù disse loro, quando c'è un ma nella Bibbia cambia tutto: non hanno bisogno di andarsene, date loro voi da mangiare. Essi gli risposero: non abbiamo qui altro che 5 pani e 2 pesci. Egli disse: portatemeli qua. Voi sapete che miracolo era questo che Gesù stava facendo? Era il numero 20. Cronologicamente parlando era il 20° miracolo che Gesù compiva e i discepoli lo avevano visti tutti.
dal primo all'ultimo. E alla 20ª occasione Gesù stava ripetendo: date loro voi da mangiare. Avete visto i 19 miracoli precedenti? Io sono lo stesso Signore, lo stesso Cristo che ha fatto gli altri 19 miracoli, e se io vi dico di portare quello che non avete, fatelo e vedrete il 20° miracolo. E questo rappresenta quello che siamo noi tutti i giorni, gente. Arriva una difficoltà, ma Cristo ci ha liberato da tante altre difficoltà, e Lui è lo stesso Dio ieri, oggi e sempre, e il Signore dice: fa questo. E che cosa noi facciamo? Signore, rimandali a casa perché non ci sono risorse. E il Signore dice: portatemeli qua. Io non so se la parola di Dio non lo dice, ma io penso che il Signore Gesù, quando ha sentito le affermazioni dei discepoli, ha fatto: dopo 20 miracoli ancora non capite. E il brano va avanti perché dice che chi ha portato i 5 pani e 2 pesci, ti ricordi chi è stato? È stato un adolescente. Un adolescente che ha svergognato i 12 apostoli, perché lui ha pensato: ok, io non so cosa si può fare, ma so che abbiamo Gesù. Quindi io porto la mia merenda, perché di questo si trattava, a Cristo, e qualcosa Lui farà, qualcosa Lui moltiplicherà. E che cosa? Questo diventa un predicatore. Prima anche cantava, sì, un uomo di Dio completo. È una profezia, ok? È interessante che un adolescente porta là e dice: Signore qualcosa farà. Perché la parola di Dio ci dice che noi dobbiamo diventare come piccoli fanciulli? Perché i piccoli fanciulli si fidano del papà. E noi tante volte ragioniamo razionalmente e diciamo: Signore, non ho tempo, non ho denaro, non ho risorse, non ho abbastanza per fare quello che mi chiedi. E il Signore dice: portami che io moltiplico. Sapete quante volte questo qua è il più grande predicatore della Chiesa? Questo. Sei d'accordo con me? Tu lo guardi e lui sta in silenzio, ma tutte le volte che io lo guardo, lui predica a me e mi dice: portami quello che non hai. Non quello che tu hai, quello che non hai. E ti posso assicurare una cosa, che tutte le volte che io faccio questo, il Signore mi stupisce. C'è stato un momento nella nostra vita familiare che non c'era un centesimo da poter spendere, ma il mio Signore, io so che è fedele, e tutte le volte che io sono fedele a Lui, Lui mi mostra il suo potere nella mia vita. E io ho deciso tanti anni fa di continuare a essere fedele con le decime, con le offerte, con quello che Lui mi chiede, secondo la sua parola, non secondo quello che mi resta. E vi posso assicurare che oggi come oggi io non posso neanche lamentarmi neanche di una virgola di quello che Dio mi ha fatto. E sai perché? Perché Dio prende quel poco che tu hai, lo moltiplica, nutre tante persone, ok? E soprattutto benedice te. Occupatevi prima del regno e della giustizia di Dio e tutto il resto sarà aggiunto. Chiesa di Dio, possiamo credere a questo testo biblico, a questa promessa di Dio? Se io non faccio quello che Dio mi chiede in quello che non ho, non sto camminando per fede. Signore, mostrami il tuo potere. Mostrami il tuo potere. E lui pensi che lui non lo faccia? Lui lo farà. Ma per camminare per fede io devo portare quello che non ho per vedere i miracoli di Dio. So una cosa, fratelli, ascoltatemi bene, che come in quell'occasione, là fuori c'è tanta gente che ha fame. E questi 2 anni ci hanno mostrato assolutamente questo. Quante persone stanno arrivando nelle nostre chiese? Fratelli, ho visto dei miracoli succedere. Ci sono delle persone che sono arrivate qua l'anno scorso, oggi stanno davanti a ministeri.
sono entrati nella Chiesa, hanno cominciato a alimentarsi della parola di Dio e oggi stanno davanti a ministeri servendo il Signore con fedeltà, e il Signore ci sta mostrando delle cose incredibili. Non so se li vedono i tuoi occhi queste cose, ma sai perché questo succede? Semplicemente perché io e te abbiamo deciso di portare quello che non avevamo affinché il Signore lo moltiplicasse. Quel poco che avevamo, Dio l'ha preso e l'ha moltiplicato centinaia di volte. Sai una cosa importante di questo testo biblico? Dice che sono rimaste 12 ceste di pesci. Sai perché proprio 12? Perché ciascun discepolo doveva prendere in mano quella cesta e quando la guardava avrebbe ragionato dicendo: quell'adolescente ha fatto la differenza. Noi che siamo apostoli non abbiamo visto che cosa serviva, non abbiamo camminato per fede. Hai capito la parola di Dio? Tu vuoi portare quello che non hai, o meglio, vuoi vedere i miracoli di Dio nella tua vita? Porta quello che non hai affinché Cristo lo moltiplichi. Credere in Dio, possiamo passare, è capire che Cristo nella barca della vita fa tutta la differenza. Simone, prendi il largo e gettate le reti per pescare. Simone gli rispose: Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla, però secondo la tua parola getterò le reti. E fatto così presero una tal quantità di pesci che le reti si rompevano. Simon Pietro, veduto ciò, si gettò ai piedi di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me perché sono un peccatore. E Pietro risponde: Gesù risponde: non temere, d'ora in poi sarai un pescatore di uomini. Ed essi, tratte le barche a terra, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Allora osserva la scena insieme a me, ok? Un pescatore esperto di professione come Pietro, suo fratello Giacomo, poi c'era Andrea, Giovanni, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, almeno di 12 apostoli c'erano 6 pescatori, ok? E che cosa dice la parola di Dio? Che arriva il falegname, ok? Il falegname che ordina, non è che gli consiglia, ordina al pescatore di professione di andare fuori a pescare, giusto? È così la scena. Oltre che essere un falegname, lui era un teologo. Quindi i teologi generalmente sono considerati dei teorici. Ma Gesù dice: ascolta Pietro, va fuori a pescare. E Pietro dice una cosa molto interessante, dice: Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati, ossia i pescatori in Galilea vanno fuori a pescare di notte. Perché? Perché di giorno la temperatura dell'acqua è talmente alta che i pesci vanno in profondità ed è impossibile pescare. Ma Gesù dice: va fuori a pescare. Maestro, abbiamo pescato tutta notte, ma alla tua parola andrò. Che fede che aveva Pietro, vero? Maestro, guarda, le parole che sono passate nella mente di Pietro erano queste: Maestro, tu sei un falegname, sei pure un teologo, ma ti dimostrerò che se io e te andiamo fuori non prenderemo niente. Perché se fosse stato diverso, come sarebbe stata la reazione di Pietro alla fine? Hai visto, Maestro, io ho ascoltato la tua parola, ho avuto fede in te, gloria a Dio perché adesso io sono cresciuto nel mondo dello Spirito. Ben, Signore, a un certo punto ci mostra in questa scena che lui dice: Maestro, allontanati da me perché io sono un peccatore. Significa che lui voleva mettere alla prova il Signore, e Pietro prende talmente tanti pesci insieme ai suoi discepoli che non sapeva più come tirare a riva la barca, ok? Ti è mai capitato che Cristo viene da te e ti dice: fa in questo modo? Mariti, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa. Signore, io ti davo anche un femore insieme alla costola per farlo un pochino meglio. Mogli, siate sottomessi ai mariti come al Signore. Signore, ma io mi devo sottomettere a quello lì? Amate i vostri nemici, ossia getta la rete lì,
Semplice, vero? Semplicissimo. Ma il Signore dice, vai e getta la rete dove io ti dico, quando io ti dico e come io ti dico, e vedrai quanti pesci tu piglierai. Ma noi dobbiamo abbassare il nostro orgoglio, no? E dire, Signore, io non so perché tu mi dici di fare questo, ma io ti chiedo che tu possa mostrarmi il tuo potere. Bisogna fare queste preghiere, cari miei, che fanno la differenza nelle nostre vite. A volte noi pensiamo che la nostra logica, la nostra esperienza, Maestro, io sono un predicatore, conosco la tua parola, sì, ma fa quello che ti dico io. Maestro, io sono un grande cantante, sì, ma fa come ti dico io. Maestro, io sono questo, sono l'altro, e il Signore dice, too much for me, è troppo per me. Il Signore dice, fa quello che io ti dico e vedrai quanti pesci tu prendi. Aver fede in Cristo è a volte mettere da parte la logica e camminare per fede. Ultimo testo che io voglio leggere insieme a te si trova in Matteo capitolo 14 e dice, credere vuol dire portare alla croce la nostra immaginazione. Il nostro protagonista è sempre Pietro e dice, Signore, se sei tu ti ricordi questo testo della tempesta e Pietro che comincia a camminare sulle acque, dice, Signore, se sei tu comandami di venire da te sull'acqua. Egli disse, vieni. E Pietro, sceso dalla barca, camminò sull'acqua e andò verso Gesù. Ma vedendo il vento ebbe paura e cominciando ad affondare gridò, Signore, salvami. Subito Pietro stesa la mano, lo afferrò. Subito Gesù stesa la mano, lo afferrò e gli disse, uomo di poca fede, perché hai dubitato? Ora è interessante che Pietro lascia la sua barca, lascia tutte le sue convinzioni di pescatore e comincia a camminare fuori dalla barca sull'acqua. Ossia, all'inizio, quando lui ha ascoltato Gesù, quando ha visto Gesù e ha creduto in lui, ha cominciato a camminare sull'acqua, ha vissuto il suo miracolo. Ma poi la parola di Dio usa un'espressione molto interessante. Dice che lui ha visto il vento. Non dice ha visto le acque muoversi, non ha detto ha visto la tempesta, non ha visto la barca muoversi, dice che ha visto il vento. E la parola di Dio non dice niente a caso. Ossia, domanda, il vento si può vedere? Cosa significa questa cosa qua? È quello che succede a noi tante volte nella nostra vita quotidiana. Noi vediamo quello che non si può vedere. Ossia, vediamo la natura del vento, ci fasciamo la testa prima che la cosa succeda. Arriva il problema, adesso Signore finirà così. Ma chi te l'ha detto? Chi te l'ha detto? Quella persona non si converterà mai. Chi te l'ha detto? Questa malattia mi porterà alla morte. Chi te l'ha detto? Quando nel 2008 mi hanno detto che avevo un cancro, 2008 erano 14 anni fa, ok? Non avevo la stessa maturità, non ero neanche un pastore, ma questo non vuol dire niente, ok? Perché sono sempre una pecora del Signore. Quando nel 2008 mi hanno detto che avevo un cancro, la mia testa ha cominciato a girare, ok? Ho detto, Signore, cosa sta succedendo? Sono un tuo figlio, per favore. Ma è ovvio che i figli di Dio sono tutti uguali, ossia siamo sottoposti alla legge del peccato, io e te ci ammaliamo, io e te dovremo morire, io e te dovremo soffrire delle situazioni nella nostra vita che nessuno ci può togliere di mezzo. E allora ho fatto una cosa, ho detto, Signore, se io devo passare per questo, per la mia valle dell'ombra della morte, ti prego, dammi un testo biblico che io possa aggrapparmi, farlo mio e diventare la bandiera della mia battaglia. E il Signore mi ha detto questo, se tu credi vedrai la gloria di Dio. È interessante che il chirurgo che mi ha operato qualche giorno dopo è venuto con le analisi e mi ha detto, io non so perché lei questo cancro ce l'ha da diversi anni, ma è interessante che tutto fermo in un posto, non c'è neanche una cellula attorno malata. È come se qualcuno ci avesse messo una mano impedendo a quelle cellule di ammalarsi. Io non capisco il perché. E sai che cosa gli ho detto? Io so il perché. E io so chi è stato a fare questo. È stato il mio Signore. Ah, ma dai, il tuo Signore. Anno 2021. Se ti ricordi,
ho fatto un intervento al cuore. Avete pregato per me, no? Il mio spirito era totalmente diverso, fratelli. Ho detto, Signore, tu sei lo stesso Dio del 2008, lo stesso Dio che mi accompagnerà nella sala operatoria, che mi porterà fuori. E fratelli, 24 ore dopo 4 ore di intervento al cuore, io ero seduto a casa mia a pranzo. Sono sceso dalle scale dell'ospedale 24 ore esatte dopo, ok? Ho guidato la macchina perché ho chiesto io a mia moglie di guidare la macchina, siamo andati a casa, mi sono seduto, ho pranzato, ho detto, chi può fare questo se non il mio Signore? Capito perché non sono affondato? Perché ho fatto un'esperienza col mio Dio. Pietro aveva l'occasione di continuare a camminare sull'acqua, ma lui è affondato perché ha mancato la sua fede, perché ha guardato il vento. Se tu stai passando una situazione difficile nella tua vita, non permettere alla tua immaginazione di farti affondare, perché il padrone del tuo futuro si chiama Gesù Cristo di Nazaret. E Lui guiderà la tua vita fino a Lui, sopra le acque, camminando sul miracolo. Ma tu lo devi desiderare. Credere in Cristo è questo, cari miei. Non mollare, continua a guardare il tuo Maestro, anche quando la tempesta si fa forte, anche quando il vento soffia. Non permettere alla tua immaginazione, alla tua mente di sovrastarti, ma permetti a Cristo di essere il tuo Signore anche in quel caso lì. Hai capito che cosa vuol dire credere in Cristo? Tanti aspetti che noi abbiamo visto stamattina. Non è stato un messaggio proprio breve, ma la fede, cari miei, è il fondamento della vita cristiana. Voglio leggerti gli ultimi versetti che non commenterò neanche, ma sono il risultato, il frutto della mia fede e della tua fede, se noi la pratichiamo. Dice così, si trovano tutti nel Vangelo di Giovanni. Giovanni 6,35, Gesù disse loro, io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà mai più sete, non avrai più desiderio di altre esperienze, perché la tua fede ti nutrirà fino in fondo. Giovanni 6,47 dice, in verità vi dico, chi crede in me ha vita eterna. Chi crede in Cristo ha assicurata la vita eterna insieme a Lui. Con un semplice atto di fede noi entriamo nell'eternità. Giovanni 7,38 dice, chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Non c'è posto per la depressione per chi crede in Cristo. Sto parlando di depressione spirituale e psicologica. Ovviamente ci sono delle depressioni biologiche che bisogna curare, ma quella è un'altra storia. Ma chi crede in me, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. E ultimo, in verità, Giovanni 14,12 dice, in verità vi dico che chi crede in me farà anch'egli le opere che faccio io e ne farà di maggiori, perché io me ne vado al Padre. Amen? Chi crede in Lui farà opere più grandi di Cristo. È interessante questo testo biblico, l'ultimo che ci lascia Gesù, no? Sai quante persone, più o meno, no? Non mi ricordo il numero esatto, sono rimaste dopo tutte le predicazioni che ha fatto Cristo, dopo tutti i miracoli che ha fatto Cristo, più o meno 200, lo dice agli Atti degli Apostoli, no? Sai quante persone hanno raccolto attraverso la predicazione del primo giorno dopo Pentecoste? Pietro ha fatto convertire attraverso la sua predicazione 4.000 persone. Ha un senso quello che dice questo testo, sì o no? Cristo ci ha lasciato il bastone, il testimone da portare nelle generazioni future, e se noi crediamo in Lui possiamo fare opere più grandi di Lui. Io mi sono vergognato una sera, c'era un pastore che testimoniava di cosa sta succedendo in Cina. Voi sapete che in Cina c'è una repressione dei cristiani. Là c'era un pastore, ascolta bene quello che ti dico, ok? C'è un pastore in una zona là interno della Cina con 1 milione di discepoli, ok? Io dico, Signore, non so come fa, va bene? Ma un pastore con 1 milione di discepoli. Un giorno
c'è stata una retata da parte del governo, hanno portato in prigione un sacco di cristiani. Alla notte stessa un sacco di quelli che erano rimasti sono andati là davanti a casa del pastore e piangevano come delle fontane. Il pastore si alza e dice: ma cosa sta succedendo? La comunità ha cominciato a parlare col pastore dicendo: pastore, noi perché non siamo stati presi? Significa che siamo infedeli? Se quelli là sono stati presi vuol dire che sono stati fedeli, perché la parola di Dio dice che chi è pio, ossia chi osserva la parola di Dio, sarà perseguitato. Significa che noi non stiamo praticando la parola di Dio. Cioè, pensate come stanno ragionando questi credenti. Io mi sono vergognato, ho detto: Signore, devo credere di più in te. Io non so se ti ho fatto venire dei dubbi, io spero proprio di sì, perché i dubbi alla presenza di Dio si portano e Dio riempie quel dubbio, riempie quel vuoto per farti diventare un vero discepolo di Cristo. Credere vuol dire camminare nel mondo soprannaturale. Se noi camminiamo nel naturale non è fede. Se noi abbiamo la possibilità non è fede. Se noi abbiamo risorse non è fede. Quello che è fede è quello che io non ho, lo porto alla presenza di Dio perché Dio lo possa moltiplicare. Preghiamo. Nostro Dio, è nella tua presenza, Signore, che noi vogliamo stare. La tua parola dice che tu non puoi, Signore, accettare niente che sia diverso dalla fede. Senza fede è impossibile piacere a Dio. Ma io, Signore, sono sicuro che qua in questa sala di culto tante persone stanno dicendo: Signore, io voglio credere in te, voglio camminare sulle acque, voglio vedere miracoli, voglio, Signore, vedere te all'opera. Signore, sappiamo che a volte c'è da pagare un prezzo, ma Signore, vale la pena camminare con te. Grazie, Signore, per il cuore di questa Chiesa. Abbiamo vissuto tanti miracoli in queste ultime settimane e adesso, Signore, ti chiedo nel nome di Gesù che ancora di più possiamo crescere, perché, Signore, soltanto così possiamo vederti all'opera. Ti benedico e ti lodo per tutti quelli che stanno prendendo oggi una decisione di camminare più vicino a te. Te lo chiedo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Possiamo alzarci in piedi e continuare a lodare, onorare, a benedire il Signore con le nostre primizie. L'opera di Dio deve andare avanti e va avanti, andrà avanti attraverso le nostre offerte. Tu cammini con me, il tuo amore mi salverà. Se mi perderò, so che tu il mio aiuto sarai, la tua mano mi coprirà. Io non ho paura, perché so che sei con me e
perché tu sei con me, chi temerò, chi temerò. Tu non mi lascerai mai, anche se la notte è buia. Tu non mi lascerai mai, quando il vento soffia forte. Tu non mi lascerai mai, non mi lascerai mai. Posso già vedere una luce che risplende per me, e più del sole mi scalderà. Il buio finirà e per sempre con te resterò. Non ho timore, avanti andrò. Io non ho paura, perché so che sei con me, e perché tu sei con me. Chi temerò, chi temerò. Tu non mi lascerai mai, anche se la notte è buia. Tu non mi lascerai mai, quando il vento soffia forte. Tu non mi lascerai mai, non mi lascerai mai. Tu non mi lascerai mai, anche se la notte è buia. Tu non mi lascerai mai, quando il vento soffia forte. Tu non mi lascerai mai, non mi lascerai mai. Posso già vedere una luce che risplende per me. Il buio finirà e per sempre con te resterò, per adorarti, per adorarti. Posso già vedere una luce che risplende per me. Il buio finirà e per sempre con te resterò, per adorarti, per adorarti. Tu non mi lascerai mai, anche se la notte è buia. Tu non mi lascerai mai, anche tu soffia forte. Tu non mi lascerai mai, non mi lascerai mai. Tu non mi lascerai mai, anche se la notte è buia. Tu non mi lascerai mai, quando il vento soffia forte. Tu non mi lascerai mai, tu mi lascerai mai. Tu non mi lascerai mai, anche se la notte è buia. Tu non mi lascerai mai, quando il vento soffia forte. Tu non mi lascerai mai, non mi lascerai mai. Signore, che mattina meravigliosa, Signore. Che mattina meravigliosa davanti a te, riuniti nella tua casa, Signore, avendo questo cibo al nostro spirito, Signore. Oh Dio, ci fa sentire voglia veramente di andare più vicino a te, Signore. Le tue promesse, Padre, sono veri, Signore. Abbiamo visto tanto che hai promesso, Signore, e sono deboli molte volte, Signore. Che questo cibo di questa mattina, Signore, possa essere, Signore,
il nostro alimento di questa settimana, di questo mese, di questo tempo, Signore, di questi tempi bui, Signore, che abbiamo visto giorno dopo giorno, Signore. Sono veramente tempi bui, ma ci sono tu, Signore, con noi, oh Padre. La tua parola garanti questo, Signore, che possiamo averla sempre con noi, Signore, sempre con noi, sia adesso, sia oggi, sia in questa settimana, sia in questo mese, Signore, sia fino al tuo ritorno a Gesù Cristo. È la nostra preghiera nel tuo santo nome, oh Padre, nel nome santo di Gesù Cristo. Amen. 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 Chiesa, potete sedervi. Vi rubo 2 minuti ancora per gli annunci. 2 in particolare sono importantissimi. Allora, le sorelle del gruppo Patchwork, che stanno ormai lavorando da 10 anni nella nostra chiesa, hanno organizzato come tutti gli anni una lotteria, ok? Se avete visto là, appena entrati sulla sinistra, ci sono anche i premi, ci sono dei premi bellissimi, ok? Io mi sono prenotato almeno uno. Il biglietto costa 2 euro, saranno estratti, ok, nella prossima settimana, e la sorella Maria, dov'è? Qua? È andata fuori, è uscita? Ok, quella là in fondo, ok, se non sapete chi è vi rivolgete là, alla sorella Maria. Lei e i biglietti costano 2 euro, come ho detto, comprate i biglietti, tutto il ricavato andrà a favore della situazione dell'Ucraina, ok? Quindi sarà un modo anche di aiutare questa nazione che veramente sta soffrendo questa guerra, che sta coinvolgendo un po' tutti noi, ok? L'altra cosa, la settimana prossima, vediamo chi è preparato adesso. Cosa si celebra la settimana prossima? Vediamo. Oh, bravissimi. L'anniversario della nostra Chiesa. Abbiamo superato i 18 anni, stiamo entrando nel periodo della gioventù, non siamo più adolescenti, siamo entrati nel periodo della gioventù, quando le follie della gioventù sono passate, ok? Stiamo entrando nella maturità della comunità e veramente noi abbiamo visto tante cose succedere in questi anni, tante benedizioni, tante lotte, alcune sconfitte, ovviamente questo fa parte, ma tante vittorie. E dobbiamo celebrare quello che Dio ha fatto nelle nostre comunità, ok? Che è una comunità unica in tanti posti, ma che il Signore ha benedetto fino ad oggi. Quindi ti invito a partecipare. Se hai qualcuno da invitare, invita qualche persona che non conosce il Signore. Sarà una festa a onore del nostro Dio, ok? Che il Signore ci possa benedire. Ricordatevi di partecipare agli incontri di preghiera e agli studi biblici settimanali, che sono delle opportunità di crescere nella parola del Signore. Non tralasciare questi appuntamenti, ok? Sono appuntamenti importanti. I discepoli, allora, nella mia mentalità di pastore, ok? Un discepolo non può dimenticarsi che ci sono cene e pranzi spirituali, ok? Non può dimenticarsi, perché io e te sicuramente abbiamo uno stomaco che quando arriva mezzogiorno, è vero, comincia a brontolare, giusto? Comincia a protestare perché non c'è cibo. La stessa cosa io vedo nel mondo spirituale, ossia Gesù è il pane della vita. Tu puoi rinunciare al pane, tu puoi rinunciare al pane, tu puoi rinunciare al cibo, non puoi. Perché? Perché Cristo è il nostro nutrimento, ok? Se non c'è desiderio di nutrirsi, c'è qualcosa che non funziona. Metti davanti a Dio questa situazione e chiedi al Signore cosa bisogna cambiare perché tu torni ad avere appetito, ok? Preghiamo per chiudere il nostro culto. Ti chiedo di alzarti in piedi e di mettere nelle mani di Dio la tua settimana, la tua vita, le tue situazioni, tutto quello che tu affronterai per la gloria di Dio. Vivi per fede. Amen. Nostro Dio, nostro Padre, grazie per questo tempo che abbiamo passato nella tua presenza. Ti chiediamo nel nome di Gesù adesso che tu possa accompagnarci durante questi giorni fino alla settimana prossima, e ti chiedo che l'amore di Dio, nostro Padre,
la grazia salvatrice di Cristo e le consolazioni dello Spirito di Dio con noi siano e con tutto il popolo di Dio su tutta la terra, da oggi e per sempre. Amen. Dio vi benedica, buona settimana.